Eder. Mech. Pallister. Nel pomeriggio dell'8 luglio 2025, alle ore 15, il caso della morte di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere 3 settimane dopo, il 5 gennaio 2022, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, è tornato nuovamente al centro dell'attenzione giudiziaria con una delicata udienza di incidente probatorio. Al centro della giornata processuale, il conferimento degli incarichi ai periti per eseguire una serie di accertamenti merceologici, genetici e dattiloscopici su alcuni coltelli e su abiti riconducibili a Sebastiano Visintin, il marito della vittima, oggi formalmente indagato per la sua morte. L'ordinanza che ha disposto l'incidente probatorio è stata firmata il 30 giugno scorso dalla GIP del Tribunale di Trieste, accogliendo la richiesta della Procura che ha puntato l'attenzione su quegli oggetti ritenuti potenzialmente decisivi nell'economia dell'indagine. Si tratta di strumenti e indumenti sequestrati in possesso o comunque nell'orbita della disponibilità di Visintin, già salito da tempo al centro del sospetto investigativo e ora iscritto nel registro degli indagati. Un ricorso ancora aperto, ma irrilevante ai fini dell'udienza. Parallelamente, i legali di Sebastiano Visintin, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, hanno depositato un ricorso in Cassazione per contestare il rigetto dell'istanza con cui avevano chiesto l'effettuazione di una terza perizia medico-legale sul corpo della donna. Secondo la difesa, una nuova autopsia sarebbe stata fondamentale per sciogliere le numerose incongruenze emerse tra le due relazioni finora disponibili. Ma almeno per ora, tale ricorso non influisce in alcun modo sull'udienza odierna. La Cassazione, infatti, dovrà fissare un'udienza ad hoc per decidere nel merito e i tempi non saranno brevi. L'intero iter potrebbe richiedere mesi, rallentando potenzialmente l'eventuale apertura del dibattimento. Non di meno, per quanto riguarda gli accertamenti su oggetti e indumenti, nulla è cambiato. L'incidente probatorio si terrà come da calendario, proprio per tutelare l'integrità della prova, e saranno formalmente nominati i periti che eseguiranno le analisi. Il cuore del ricorso in Cassazione, la perizia necessaria. Nel ricorso, gli avvocati di Visintin hanno insistito non solo sulla presunta inadeguatezza dell'indagine medico-legale svolta, ma anche sul rischio concreto che un'eventuale apertura del processo possa essere bloccata per oltre 60 giorni in attesa delle decisioni sui quesiti rimasti aperti. Un rischio che, a detta dei legali, avrebbe dovuto indurre il tribunale ad accogliere l'istanza per la terza autopsia. A supporto della loro richiesta, i difensori hanno evidenziato le forti divergenze tra le due perizie precedenti, quella del medico legale Fulvio Costantinides, poi affiancato da Fabio Cavalli nel 2022, e quella più recente del 2024, redatta dalla celebre antropologa forense Cristina Cattaneo. Proprio quest'ultima, in un documento lungo ben 235 pagine, ha ribaltato completamente la visione iniziale del decesso, suggerendo che Liliana sia morta per asfissia meccanica esterna, compatibile con uno strangolamento, e che si sia trattato a tutti gli effetti di un omicidio. Suicidio o strangolamento? La battaglia tra perizie. Per anni il nodo centrale del caso Resinovic è stato proprio questo, la causa della morte. Mentre i primi consulenti avevano sostenuto l'ipotesi di un suicidio, forse per soffocamento volontario, Cattaneo ha concluso che si sia trattato di una morte per mano altrui. A sostegno della sua tesi, il fatto che il corpo non sia mai stato congelato, ma solo conservato in un luogo fresco, e che il decesso risalga al giorno stesso della scomparsa, il 14 dicembre. È proprio a seguito di questa seconda perizia, decisamente più orientata verso lo scenario dell'omicidio, che Sebastiano Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo l'ipotesi investigativa, l'uomo avrebbe potuto agire per gelosia, temendo che la moglie volesse andare a vivere con il suo amico speciale, Claudio Sterpin, che più volte ha parlato pubblicamente del loro legame e del progetto, da parte di Liliana, di trasferirsi da lui. La voce di Claudio Sterpin. Con Liliana non ci siamo mai persi. Nelle stesse ore in cui il tribunale si prepara ad affrontare l'incidente probatorio, Claudio Sterpin torna a parlare pubblicamente del rapporto avuto con Liliana Resinovic. Lo fa in diretta a Morning News, dove racconta con emozione e nostalgia i momenti condivisi,
le telefonate quotidiane, gli incontri dopo il lavoro e anche alcune festività celebrate assieme. Penso sempre a lei, a come sarebbe potuta essere la vita con Liliana accanto, confessa. Un rimpianto che sembra non abbandonarlo mai. Racconta anche alcuni episodi significativi, come quello dei tuffi di Capodanno, quando Lilli partecipava alla tradizione triestina del bagno in mare il 1 gennaio, anche in compagnia di Sebastiano. Una volta preparai 3 calici di moscato. Lei ne prese uno, lui disse che non beveva ma intanto filmava tutto, ricorda, con un tono che lascia intendere come quel gesto non fosse affatto neutro. Un legame lungo 40 anni. Sterpin tiene a precisare che la relazione con Liliana si è protratta per decenni, tra alti e bassi, ma senza mai interrompersi. In 40 anni non ci siamo mai persi di vista, dice con decisione. A suo dire, quella costanza, quella presenza quotidiana dice tutto sul rapporto tra loro. Spero solo che si arrivi alla verità, conclude. Il prossimo passo, gli accertamenti tecnici. Nel frattempo, l'udienza dell'8 luglio rappresenta un punto di svolta tecnico-giudiziario. I periti nominati dovranno rispondere a quesiti ben precisi. Su quei coltelli, sugli abiti di Visintin, ci sono tracce biologiche compatibili con Liliana? Ci sono impronte? Gli esiti potrebbero contribuire a definire in modo più netto il quadro indiziario e avvicinare, finalmente, una verità giudiziaria su una delle vicende più oscure e controverse degli ultimi anni. L'indagine intanto prosegue tra molte ombre, con una sola certezza. La morte di Liliana Resinovic non può più essere archiviata come un gesto volontario. E la giustizia, quella vera, si gioca ormai tutta nei dettagli. Il giorno dopo la scomparsa di Liliana. Abbiamo sentito più volte Sterpin dire questo l'ho già detto il 15 quando andai a parlare con gli inquirenti, e allora, visto che il 15 ricordi erano freschi, vediamo nel bene e nel male cosa ha davvero detto Sterpin il 15 dicembre agli inquirenti. In seguito alla denuncia di scomparsa della signora Liliana Resinovic, presentata dal marito Sebastiano Visintin in questura ieri sera, mi sono presentato qui in quanto volevo rappresentare i seguenti fatti. Ieri sera, verso mezzanotte, un mio amico conoscente della coppia Visintin-Resinovic, di nome Salvatore Nasti, mi aveva contattato telefonicamente per avvertirmi che Sebastiano Visintin aveva sporto denuncia per la scomparsa della moglie. Aggiungo che Nasti e la di lui moglie, di nome Gabriella, non ricordo il cognome, avevano prima convinto e poi accompagnato Visintin a presentare la denuncia di scomparsa della propria moglie. Volevo puntualizzare che la mia conoscenza con Liliana Resinovic risale a oltre 40 anni fa. Frequentavamo gli stessi ambienti sportivi, il mondo della corsa e dell'ultramaratona, e nonostante il fatto che ognuno di noi si fosse sposato, ci vedevamo spesso, sempre nel contesto sportivo. Io sono rimasto vedovo da 1 anno e Liliana, circa 4 mesi fa, si era offerta di venire a darmi una mano nelle faccende domestiche quasi ogni martedì e avevamo intrapreso una relazione sentimentale che si concretizzava quasi esclusivamente in quella giornata. Solitamente passavamo la mattinata assieme, talvolta pranzavamo e facevamo visita ai rispettivi parenti al cimitero. Ieri, 14 dicembre, alle ore 08:30 circa, come ogni martedì negli ultimi 2 o 3 mesi, Liliana mi aveva contattato telefonicamente per avvertirmi che alle ore 09 aveva in programma di passare al centro Wind 3 di via Battisti, che apre alle ore 09, per fare qualche operazione sul proprio telefono e successivamente venire a casa mia. Preciso che verso le ore 08:15 di martedì e di mercoledì Visintin era solito uscire di casa per recarsi in un piccolo laboratorio artigiano in cui si dedica, per hobby essendo pensionato, ad affilare coltelli. Dalla telefonata sopra riferita io non l'ho più né sentita né vista. Ho provato a chiamarla dopo le 10:30 sulle 2 utenze che lei usava, 888-887 e 8777.
numerazioni abbinate a 2 separati cellulari. Alle ore 08:12 le avevo inviato, come ogni mattina, un messaggio WhatsApp per augurarle il buongiorno. Il messaggio è ancora presente sul mio cellulare e in maniera abbreviata ho scritto come sempre Cambig, che sta a indicare ciao amore mio, buongiorno. Non usavamo un'utenza dedicata a noi, ma quasi esclusivamente la contattavo sull'utenza 888-887, su cui ci scambiavamo messaggi via WhatsApp. Aveva anche un'altra utenza, 8877777, sulla quale l'avrò chiamata in pochissime occasioni. Temendo che il primo numero, 8777777, fosse disattivato per lavori della Win3, ho provato a chiamarla anche sul secondo numero. L'avrò chiamata fino alle ore 14. Preciso che l'utenza 39228888 suonava libero, ma non rispondeva. Stessa cosa anche per la seconda numerazione. Poco prima di mezzogiorno, preoccupato da questa anomalia nel comportamento di Liliana, mi ero recato in via Battisti, presso il negozio Win3, per chiedere se una persona di sesso femminile, piccola e minuta, con una ciocca di capelli biondi, si fosse presentata in mattinata, ma l'addetta del negozio mi aveva risposto che dall'apertura in poi non si era presentata alcuna cliente con tali caratteristiche. Mi sono preoccupato ancora di più e ho percorso la strada che da via Giulia porta all'abitazione della donna in via Verrocchio, ma senza esito. Poco prima delle ore 14, chiamando nuovamente l'utenza 88877, mi ha risposto una voce maschile. Sono rimasto interdetto nel sentire la voce di un uomo e non ho parlato finché quest'ultimo non ha chiuso la comunicazione. L'uomo ha detto «Pronto? Pronto?» e ha poi interrotto la chiamata. Non ho riconosciuto la voce, ma ho pensato subito che potesse essere Sebastiano Visintin. Allarmato ulteriormente, ho chiamato il mio amico Salvatore Nasti, sapendo che abita nello stesso stabile della coppia Visintin-Resinovic e che li conosce bene. Con Nasti ci siamo incontrati verso le 16:30-17 in viale Vinci Settembre. Gli ho raccontato tutta la mia vicenda sentimentale con Liliana, di cui lui non sapeva, e le mie preoccupazioni in merito. Nasti, pensionato dai Carabinieri, e la moglie Gabriella, pensionata della Polizia di Stato, si sono recati nel tardo pomeriggio a casa di Visintin. Con una scusa inventata da Gabriella, l'intenzione di offrire un dolce alla coppia, si sono presentati all'abitazione. Visintin, solo in casa e a detta di Nasti e della moglie per nulla preoccupato, aveva riferito che la moglie non era ancora rientrata e che i rispettivi telefoni erano rimasti a casa. Successivamente Gabriella ha contattato il fratello di Liliana, il quale aveva riferito di non aver né visto né sentito la sorella. Sia Nasti che Gabriella avevano poi cercato di convincere Visintin a recarsi in questura per sporgere denuncia di scomparsa, denuncia che inizialmente l'uomo non intendeva formalizzare. Fino a ieri mattina, sicuramente Liliana non aveva parlato con il marito in merito al nostro rapporto. Potrei mettere entrambe le mani sul fuoco. Era nostra intenzione formalizzare la relazione, ma so che Liliana stava aspettando il momento opportuno per parlarne con il marito. Mi aveva detto che l'avrebbe fatto il prossimo giovedì 16 dicembre. Posso aggiungere che avevamo intenzione di andarcene per un weekend a Umago, sabato 18 e domenica 19. Quest'ultima data, 19 dicembre, non è casuale, in quanto Liliana la considerava come il giorno in cui ci siamo messi assieme la prima volta, 40 anni fa. Non so di dissidi o discussioni in ambito familiare,
ma il rapporto matrimoniale tra i due era finito già da tempo. Non vi era più alcun sentimento amoroso tra loro. Sempre per quanto riferitomi sia da Liliana che dal mio amico Nasti, vi era una sorta di prevaricazione da parte di Visintin nei confronti della moglie. Spiego meglio. Era solito decidere sempre lui cosa fare e dove andare, soprattutto nei fine settimana, e Liliana, per amor di pace, non replicava. Liliana non mi ha mai riferito di maltrattamenti da parte di Visintin. Da quello che so io, non aveva disponibilità di qualche altro appartamento. Non aveva nessun mezzo a disposizione. Era Visintin a guidare la macchina e la moto, mentre Liliana, quando era da sola, si muoveva sempre con i mezzi pubblici. In merito a intenti suicidi, posso aggiungere che un mese fa, quando si era manifestata l'idea di comunicare al marito la nostra storia, Liliana mi aveva detto che la sola possibilità era quella di sparire, senza precisare nulla di più. La donna era preoccupata di lasciare il marito, in quanto lo stesso aveva una pensione da libero professionista, mentre lei era stata dipendente regionale. La casa era intestata a Liliana, così come la macchina, la moto e tutte le utenze. Quindi, lasciando Visintin, l'uomo si sarebbe trovato in difficoltà economica. Lei non ha figli, ha solo un fratello, mentre Visintin ha un figlio con la prima moglie. Ogni tanto ci incontravamo nella sede della società sportiva Ex Marathon Trieste, in via Pondares, di cui sia io che lei abbiamo una copia delle chiavi. Ieri ci sono passato in 3 occasioni e orari diversi, l'ultimo alle ore 23, ma senza trovare nessuno. Non sono a conoscenza di altri posti. Non ha altro da aggiungere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.